Vin dice il vin conta da chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, lo vende, lo promuove, e anche da chi, diciamo, studia e norme che regola anche il commercio del vin. Già l'anno scorso avevamo parlato con il professor Daniele Trabucco dell'introduzione della legge che ha visto il vino dealcolato o parzialmente dealcolato. Lo riproponemo anche a sto anno, perché è ben fissarlo e vederlo anche in video, e cosa che prevede questa norma. Allora professore, cosa prevede, cosa dice questa legge che ha introdotto il vino dealcolato o parzialmente dealcolato? Un caro saluto, eccomi, mi si chiede un brevissimo commento su una questione che interessa l'Unione Europea, che interessa anche gli Stati membri, quindi anche il nostro Paese, ossia quella inerente al cosiddetto vino dealcolizzato. Sapete che c'è una normativa europea derivata, c'è anche una normativa italiana, il famoso decreto Lollobrigida, che prevede etichettature, certi limiti anche a favore della tutela del consumatore, ma al di là di questi aspetti io credo che ci sia un problema teoretico di fondo su cui vorrei riflettere con voi e 3 critiche di taglio socio-giuridico. Allora, il problema teoretico è questo: ma la dealcolizzazione è un elemento accessorio o invece attiene alla dimensione ontologica del prodotto, cioè del vino? Ecco, a me pare invece che inerisca alla sfera strutturale, e quindi la domanda, che non è una domanda banale, è una domanda in realtà fondata: ma questo è ancora vino? E anche perché questo può generare confusione. Questa è la premessa da cui volevo partire. Poi 3 critiche. La prima: la dealcolizzazione deve avvenire in locali appositamente destinati, questo prevede il decreto Lollobrigida. Al di là che questa cosa pone degli oneri di natura strutturale, dei gravami strutturali sulle imprese, ma non corre il rischio di facilitare anche qui le grandi imprese, le grandi medie imprese, e a danno invece delle piccole imprese, premesso che io sono assolutamente contrario al fatto che venga liberalizzato il vino dealcolizzato, anche perché, e vengo alla seconda critica, si va a erodere la cultura del consumo consapevole, cioè la consapevolezza in qualche modo circa un determinato prodotto, circa anche la qualità di un determinato prodotto, che è il vino, che è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, che ha un mercato ovviamente non solo interno, ma anche un mercato da un punto di vista delle esportazioni enorme. C'è poi il rischio di una banalizzazione, perché ma se il vino dealcolizzato è ancora vino, non si va comunque a ridimensionare, a ritoccare uno degli aspetti del patrimonio storico, del patrimonio culturale di un paese, e non si va allora a incidere su quell'articolo 9 della Costituzione che è inserito all'interno dei principi fondamentali, che impone alla Repubblica e quindi tutte le sue articolazioni territoriali di garantire, di conservare, di custodire il patrimonio storico-artistico della nazione. Quindi capite, c'è una premessa teoretica, ci sono alcune critiche di taglio giuridico-sociologico che sono importanti. A me pare che quello che stia avvenendo sia semplicemente un ulteriore passo in avanti verso quella affermazione, quel consolidamento della globalizzazione, che porta non solo alla omologazione, non solo alla uniformità, ma porta anche ad andare a toccare determinati prodotti che sono un fiore all'occhiello per certi paesi, creando poi delle commistioni che in realtà, al di là delle etichettature e al di là della questione della tutela del consumatore, in realtà sono un vero e proprio danno, almeno dal mio punto di vista, per quelle che sono le nostre tavole. Ringraziamo il professor Trabucco e noi altri andiamo avanti con Carangheo e il Veneto Sebeo.